Diventerà bellissima, ha organizzato questa competizione elettorale con un patto elettorale politico con Fratelli d'Italia, che ringraziamo per l'ospitalità che ci viene data nelle liste, perché noi crediamo fortemente che il progetto che abbiamo iniziato qualche anno fa per portare Nello Musumeci alla presenza della Regione non può non continuare, e deve continuare anche attraverso una presenza che diventerà bellissima al Parlamento nazionale. Ecco perché io ringrazio Giorgia Meloni, che ci ha permesso di esprimere delle candidature autorevoli come quella in questo collegio di Michele Ricotta, il dottor Ricotta, che è un personaggio importante della storia della destra politica nissena ma anche agrigentina, perché lui è stato primario per tanti anni in provincia di Agrigento, e ovviamente ritrovare nella stessa battaglia Lillo Pisano, che è il nostro candidato al collegio di Agrigento, al collegio uninominale, non può che farci piacere per continuare una battaglia assieme. La vittoria di Lillo Pisano permetterà la vittoria di Michele Ricotta, in quanto, come sapete, il sistema elettorale prevede sia il voto all'uninominale che il voto al plurinominale, un voto a Fratelli d'Italia, un voto alla lista di Fratelli d'Italia. Questo lo ripeterò tante volte perché è un sistema elettorale un po' difficile, ma votando Fratelli d'Italia il voto va sicuramente a Lillo Pisano e va sicuramente a Ricotta, quindi chi vuole votare entrambi si limiti a segnare su Fratelli d'Italia e il risultato sarà raggiunto. Sì, la nostra campagna elettorale sul territorio sta andando benissimo, stiamo girando tutti i paesi, stiamo incontrando tutti gli amministratori, sindaci, stiamo portando avanti tutte le proposte territoriali e Fratelli d'Italia si farà carico di queste proposte in Parlamento. Devo ringraziare l'onorevole Stancanelli per la fiducia che mi ha dato all'interno del gruppo di Diventerà Bellissima. Io sono pronto per questa nuova esperienza e spero di portarmi anche con me l'onorevole Michele Ricotta nel collegio plurinominale votando Fratelli d'Italia. Purtroppo i territori sono stati abbandonati e con questa candidatura naturalmente giovane, fresca, ho ritrovato tanti amministratori che si sono messi in gioco e in movimento per portare avanti questa candidatura e portarci alla vittoria. Allora, naturalmente per quanto riguarda la sicurezza, quello di investire sulla pubblica e naturalmente sulle forze dell'ordine, sul sociale, quello di dare la possibilità di creare condizioni di lavoro. Noi dobbiamo creare il lavoro affinché i nostri giovani restino sul territorio agrigentino e che non vadano più fuori all'estero. Quindi è una campagna elettorale che ci deve portare a un risultato e al raggiungimento di un obiettivo che non è indifferente, soprattutto per quello che rappresenterà nel futuro, diciamo, il rispetto delle idee che noi abbiamo sempre avuto. Naturalmente ci rifacciamo a quello che è un programma nazionale, che è il programma del centrodestra, con un programma che principalmente dovrà rispettare il lavoro e i giovani.